Cari amici e cari amiche, bentrovati. Mi trovo a Buseto Palizzolo presso la Biblioteca Comunale e sono in compagnia di Vito Coppola che oggi qui a Buseto presenta il suo primo libro di poesie in lingua italiana dal titolo Versi in libertà. Vito, intanto ho una curiosità personale. Come ti sei scoperto poeta? Niente, ho cominciato a scrivere trovando ispirazione negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni. E ho cominciato a scrivere quello che la mia mente produceva. E poi per lo più sono poesie dedicate a una ragazza di cui io mi sono perdutamente innamorato, però non è stata ricambiata il sentimento. Quindi leggeremo poesie d'amore. Sì, e poi anche poesie sociali, a livello di carattere sociale. Ti volevo chiedere, il filo conduttore è l'amore, ma qual è il messaggio di fondo che tu vuoi far uscire fuori da queste pagine? Il messaggio è la libertà di scrivere delle poesie e di far uscire fuori il proprio essere creativo, la propria creatività. Questo è un messaggio che vale per tutti. E consiglio a tutti vivamente di approcciarsi alla poesia, infatti. Messaggio universale. Sì, di carattere Grazie. universale. Grazie. Cari amici, mi trovo in compagnia di Alberto Criscenti, responsabile culturale dell'Associazione Io di Buseto Palizzolo, che oggi qui a Buseto patrocina questa pubblicazione e questa presentazione di questo volume. L'Associazione Io, ricordo tutti, che opera nel territorio da oltre 30 anni seminando cultura, e proprio qui a Buseto Palizzolo tantissimi poeti del comprensorio trapanese hanno trovato i natali. Questa è la prima manifestazione che organizziamo in biblioteca dopo 2 anni e mezzo, perché la biblioteca è stata chiusa per motivi che non tutti sappiamo, per il Covid, e quindi riprendiamo praticamente dopo 2 anni e mezzo l'attività culturale a Buseto, perché in questi anni l'attività dell'associazione Io è andata avanti, ma fuori dal nostro territorio, Salemi in modo particolare. Ilenia Criscenti, tu sei l'artista perché questo quadro in copertina, in questo libro Versi in libertà di Vito Coppola, è tuo. Lo facciamo vedere, ecco. Volevo capire un attimino da te come il quadro si adatta al messaggio di fondo che il poeta attraverso i suoi versi vuole dare. Allora, innanzitutto il titolo dell'opera è Conforto, proprio perché si aggancia al bisogno di affetto, quindi allo stesso tempo anche il bisogno di far fuoriuscire i propri sentimenti, tutto ciò che sentiamo, e proprio per far capire anche che in questo caso appunto la poesia è molto importante, come è importante anche l'arte, far fuoriuscire i propri sentimenti. Grazie mille. Allora, siamo col sindaco di Buseto Palizzolo. Oggi qui a Buseto si presenta questo libro di poesie di Vito Coppola, Un figlio di questa terra. Ecco, ti volevo chiedere quanto è importante per una comunità come quella busetana, valorizzare le risorse culturali, in questo caso letterarie, qui del territorio. Assolutamente ha una grande importanza, intanto perché in questo momento ci stiamo trovando a ricominciare a fare delle attività grazie all'associazione Alasso che gestisce la biblioteca e Pinacoteca, e ha deciso di riaprire con le attività con la pubblicazione di questo libro. Vito Coppola, l'autore, che poi non è nuovo a queste pubblicazioni, perché già in passato ricordo un suo libro sul Giovenale pubblicato alcuni anni fa, e questa volta si è voluto riproporre con un libro di poesie diversi, che sicuramente non fanno che bene alla nostra comunità, a quello che è l'aspetto culturale del nostro territorio.